Buonasera a tutti amici da Napoliello87 e Forza Napolese. Allora, questa sera vi do l'aggiornamento della nuova maglia del Napoli, finalmente è uscita. Tante varie volte che abbiamo visto le maglie al giro del Napoli, tanti fake, tante cose false, tante maglie che davano per l'uscita del Napoli, chi diceva che c'era l'Adidas, chi l'ha rifatta della K, insomma, se ne sono inventate di tutte in maniera, voglio pure di farci credere che era quella dell'Adidas oppure che sia stata quell'altra. C'erano varie maglie belle, veramente da vedere. Ovviamente se le fanno a computer e poi le pubblicano e fanno pensare alla gente, ai scemi come a me, oppure a persone come a voi, che possa essere la maglia ufficiale del Napoli, ma oggi veramente è stata ufficializzata dalla SSC Napoli, dal nostro amato Napoli, la nuova maglia dell'anno 2019-2020. Allora ragazzi, cosa devo pensare di questa nuova maglia che vedete sulla sinistra? Allora, sopra una fascia bianca, sopra le spalle, questa maglia secondo me è molto bella. All'interno del colore azzurro vediamo delle macchie tipo mimetiche, fra un mimetico e fra un tipo pelle di serpente, qualcosa tipo del genere. Ma però direi, rispetto a quella che avevo visto, cioè che avevo messo, che avevo pubblicato, rispetto al video che avevo messo, e c'era la maglia fake, diciamo questa maglia qui è molto più bella. Ma per cosa è molto più bella? Anche se poi dite, ma ci assomiglia tantissimo. Perché è più bella? Perché è più bella? Perché secondo me, prima di tutto, c'ha le fasce bianche che finiscono fino alle spalle e mi piace. E mi piacciono tanto. Ovviamente anche quell'altra ce l'aveva. Ma in questa maglia poi vediamo lo stemma della K bianco come le fasce sopra, mentre in quell'altra ce l'aveva nero se non mi sbaglio, su quella fake. Su questa vediamo anche le maniche della maglia blu, come i numeri dietro blu scuri, sempre blu scuro, come il contorno dello stemma del Napoli. Molto bella ragazzi questa maglia, veramente bella, non c'è nulla da dire. Poi una cosa che faccio occhio proprio a questa maglia, meno male, non si poteva vedere lo sponsor della Garofalo, a pasta sarà da lì, si ritrova il nostro vecchio sponsor, quello della MSC Crociera. Bello, quella è un'altra cosa rispetto a un Garofalo. Onestamente è più bello, perché comunque abbiamo avuto altre maglie con l'MSC come sponsor e devo dire che di sicuro è meglio della Garofalo, secondo me. Questo è un mio parere, poi mi fate sapere il vostro parere, cosa ne pensate dello sponsor Garofalo, lo sponsor MSC e via via. Ovviamente quello Buitoni di Maradona è preferito a tutti perché là ci ha fatto in giù scudetto, poi c'è la NR come diciamo marca principale della maglietta e sponsor avevamo appunto il Buitoni quando si è vinto lo scudetto, i due scudetti di Diego Armando Maradona. Ragazzi, ma vi ricordate questa maglia? È dell'inizio del Napoli, del nostro Napoli, la crescita del nostro Napoli, quando c'era Walter Mazzarri, negli anni di Quagliarella, negli anni di Dennis, pazienza, tanta strada abbiamo fatto per arrivare fino a qui. Io, ovviamente, quelle maglie dell'inizio del nostro percorso, della nostra salita fino all'Europa, fino al sogno nostro nel cuore, che magari chissà un giorno farà contenti tutti noi. Io ce l'ho sempre qui nel cuore e ho tutte le maglie del Napoli perché sono innamorato di questo Napoli da quando ero piccino. Ovviamente il Napoli è nel cuore. Pensando alla maglietta vi dico che è molto bella, veramente, che è molto bella, però secondo me il colletto, l'unica cosa che mi piace meno della maglia è il colletto. Poi per il resto è molto molto bella la maglietta, ragazzi. Poi sì, ci sono quelle macchioline lì, cioè io la preferisco più semplice la maglia, però dai, non è male. Aspetteremo la seconda e la terza maglietta e vedremo quale saranno. Io spero che la seconda sceglieranno bianca e la terza blu scura. Spero in questi tre colori, ovviamente amici. Oppure se vi ricordate una bianca con la striscia azzurra, anche così era stata bellissima. Non penso che si rifarà la stessa cosa,
e andremo comunque sempre su questo stile, perché comunque la K non cambia, si va sempre su questo stile, però cambieranno i colori. Io spero di scegliere la seconda maglia bianca e la terza blu scura. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa maglietta del nuovo anno 2019-2020, ovviamente aggiornato rispetto a quella là fake che avevo pubblicato. Questa è quella, diciamo, confermata dalla società, ufficiale per l'anno 2019-2020. Fatemelo sapere nei commenti cosa ne pensate di questa maglia, lasciate un bel like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale di Napoliel87, tutti quanti amici miei. Buonanotte a tutti da Napoliello87 e forza Napolès!